Ci troviamo lungo la strada regionale, per la precisione la variante di Mariano del Friuli al chilometro 3 progressiva 300, dove è avvenuto questo drammatico incidente stradale. La tragedia si è consumata poco prima delle 13 lungo la variante della strada regionale 305 all'altezza del viadotto sul torrente Versa. Per causa al vaglio dei carabinieri, per chiarire le esatte dinamiche del sinistro, due mezzi, un camion che trasportava ghiaia e condotto da un 55enne residente a Mansuè in provincia di Treviso, autista per conto di un'azienda di Oderzo diretto verso Gradisca di Sonzo, e un furgone frigo alla guida un 48enne udinese, Gianluca Gussetti, si sono scontrati frontalmente tra loro. La scena agghiacciante con i rottami di quanto rimaneva del furgone sparpagliati in mezzo alla careggiata e il camion finito all'interno del fossato con la cabina di guida schiacciata. Cedere i soccorsi. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per parecchio tempo prima di poter estrarre dalle lamiere contorte il corpo senza vita di Gianluca Gussetti, mentre l'autista del camion, estratto dalla cabina di guida, preso in consegna dai sanitari per essere successivamente trasportato all'ospedale di Catinara, dove è giunto in codice rosso, ma secondo le ultime notizie non sarebbe in pericolo di vita. Tra le ipotesi, al vaglio degli inquirenti, il malore o una distrazione fatale da parte di uno dei due conducenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza.